Ho cominciato a dare ordini in piazza San Marco senza neanche sapere se avevo il titolo per darli. Io avevo evacuato, mi ricordo che ho preso una signora giapponese che pensava di attraversare la piazza, l'acqua stava crescendo, l'ho ripresa, avevo per la schiena. Aveva trascorso la notte in prima linea di fronte alla più grande acqua alta che ha colpito Venezia dal 1966, il sindaco Luigi Brugnaro. Quel 12 novembre è anche per lui un ricordo indelebile, fatto di tante storie individuali e collettive. Ho in mente delle scene incredibili di ragazzi che sistemavano i libri, di volontari da ogni dove, telefonate dei sindaci, delle istituzioni, sono venuti tutti, maggioranza, opposizione. È stata una comunità prima locale, regionale e anche nazionale che si è mossa. Chissà che non perdiamo quella memoria di cosa vuol dire fare le cose assieme, senza nessuna polemica, ringraziandoci e tirandoci su a vicenda. Alla Protezione Civile a Marghera, la qualta eccezionale di un anno fa è stata ricordata anche dal presidente Zaia, che un fenomeno di quelle dimensioni, ha detto, non avrebbe mai pensato di vederlo. Adesso sembra che il Mose ci metta in salvaguardia, in protezione, questo è già una buona notizia, visti tutti i soldi che sono stati investiti su Mose e su opere complementari, si parla di quasi 9 miliardi di euro tra Mose e il resto delle opere. E sarà un ricordo indelebile, probabilmente non la vedremo mai più, perché se Mose funziona è stata l'ultima acqua grande che Venezia ha conosciuto. Il capitolo risarcimenti è stato per il sindaco Luigi Brugnaro un esempio di efficienza burocratica statale e comunale attraverso un processo di informatizzazione che farà scuola in Italia, ma alcuni capitoli sono rimasti aperti. Sono arrivati gli aiuti che noi per legge possiamo dare, cioè fino ai 20.000 euro per le imprese e fino ai 5.000 euro per i privati. Sui danni, quelli superiori ai 20.000 euro, cioè i danni importanti, lì la legge non consente un recupero immediato tramite il commissario o tramite il comune. Lì deve essere un'apposita determina fatta dal Consiglio dei Ministri con una legge speciale. E su questo sì, immagino che saranno tempi ancora lunghi, l'avevamo previsto fin dall'inizio.